se ti penso ancora, ma tu non sei con me. Solo noi, solo noi. Dimmi che amore è. Solo noi, La mia mente dov'è? solo noi. Odio queste lenzuola che il tempo cancella il profumo di te. Solo noi, Le montagne non puoi, solo noi. prati verdi non puoi. Solo noi. Mi dicevi che non puoi restare un minuto lontana da me. Solo noi, La mia casa non vuoi. solo noi. Vendo tutto se vuoi. Solo noi. Odio queste lenzuola che il tempo cancella il profumo di te. Noi solo noi. Solo noi. Noi solo noi. Solo noi. Solo noi. Noi solo noi. Noi solo noi. Ciao amici. Buon inizio di settimana, amici di casa Peiretti, amici di Enrico Peiretti, benvenuti a casa mia. 348 80 40 254 per le vostre richieste, per le vostre fotografie, per le vostre idee, i vostri saluti a me. Tra un po' ci sarà qui a fianco Juanita Alessia Chelucci e ha preparato anche lei una scaletta fantastica. Andremo a cantare un medley molto bello di Giusy Ferreri e poi la nuova canzone anche da voi richiesta di Fiorella Mannoia, Eroi, e tanta altra bella musica. Giocheremo insieme, insomma sarà una puntata da non perdere. Però non deludetemi, 348 80 40 254 è il numero, ripeto, per entrare qui in questa stanza di Luserna San Giovanni ed essere protagonisti insieme a noi di questa puntata, di questa diretta. Sono le 20.08, buon lavoro al nostro Enrico in regia. Continuiamo con la musica, con un brano che a me piace tantissimo, l'ho già fatto in tante salse, si direbbe così, no? È la storia di una donna che torna dall'ex amore raccontando di sé, raccontando che l'ha lasciato per un altro uomo che non meritava. Però lei torna con l'unica condizione che sarebbe andata via subito. Anzi, lei dorme lì da lui e la mattina seguente se ne va per sempre. Ci penserò domani. Poi ritrovando un sorriso assento,
E se io fossi una donna che torna, è qui che tornerei. Poi ceniamo qui, le chiesi domani cosa fai, la pioggia batteva sui balconi, rispose Ci penserò domani. che storia ragazzi. Mi svegliai una mattina e senti la sua voce di là, parlava in inglese, la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè e non mi sorprese, ma accettai il breve sorriso del viso di una che non resta. Se puoi, Mi disse se puoi non cambiare mai da come sei. e poi se ne andò via nel modo che io sapevo già, passava un taxi, l'ho presa al volo, abbi cura di te, pensai da solo. Abbi cura di te, pensai da solo. In questa canzone c'è una frase che per tanti anni era in ballo nei miei pensieri, perché volevo farmi un tatuaggio, no? Un tatuaggio sul braccio dove c'era scritto: le strade per farmi del male non le sbaglio mai. E poi non l'ho mai fatto nella vita di tatuaggio, solo questo piccolino qua sulla mano. Però prima o poi troverò il coraggio, anche già solo per farmi questo mi ha fatto un male cane, quindi con calma. Ma adesso giochiamo, amici a casa, siete pronti? Eccolo qui. Allora ragazzi, io vi dico una cosa, ma importante, ma proprio importante. È la quinta puntata che non riuscite a risolvere l'enigma. Forza amici a casa, scatenatevi. Gli indizi sono classe, dito, cambio, comune, carta. E io questa sera ci aggiungo scarpe. Così. Lo so che magari scarpe vi porta completamente fuori dai vostri pensieri, ma io ve le aggiungo. Classe, dito, cambio, comune, carta sono gli indizi. Telefonate al 378 4080 506 durante il secondo tempo per provare a indovinare cosa ho nascosto qui dentro, perché queste 5 parole fanno parte, descrivono l'oggetto che c'è proprio qui dentro. Forza amici. Ragazzi, questa sera dovete indovinarlo, ma questa sera statisticamente non è mai arrivata oltre la quarta puntata, questa è la quinta. Non telefonate adesso come sta facendo il nostro amico a casa col finale 13, non telefonate adesso perché c'è spazio nel secondo tempo, quando aprirò le telefonate. Ripeto, classe, dito, cambio, comune, carta. E c'è chi lo zainetto l'ha già vinto, e una volta che si vince lo zainetto, per regolamento bisogna andarlo a ritirare presso la nostra sede, la sede di Rete 7, così avete modo innanzitutto di conoscere tutto lo staff di Rete 7. Questa sera abbiamo il piacere di consegnare lo zainetto ad Alessandra, che è stata intervistata dal nostro Danilo. Quindi Danilo, vai con l'intervista. Ciao Enrico, come vedi prendo la linea giusto per consegnare lo zaino vinto da Alessandra. Grazie mille, grazie. Da quanto tempo ascolta Casa Peiretti? Un annetto circa, sì. Scoperto così per caso e adesso guardiamo Casa Peiretti. Una curiosità, come ha preso la linea e come è riuscita a risolvere? L'ho presa facilmente e grazie anche a mio marito.
quindi è stato un gioco di squadra. Un gioco di squadra vincente. Allora, ha una dedica per Enrico Peiretti? Allora, per Enrico posso dire che a me piace Cocciante, quindi lascio la scelta a Enrico. Una canzone di Cocciante, qualsiasi. Enrico, Riccardo Cocciante, a te la linea. Allora Alessandra, innanzitutto complimenti per aver vinto lo zainetto e visto che hai parlato, che ti ha aiutato tuo marito, ti dedico una canzone di Cocciante, secondo me una di quelle più romantiche che ha scritto, dal titolo Ti amo ancora di più. Da questo nuovo mondo dove sto vivendo ti mando dei saluti bagnati di mare, ti mando dei tramonti infuocati di sole e una foto nostra seduti sulla sabbia, io che guardo lontano verso l'orizzonte, vedo immagini d'oltreoceano regia, lo so, non so cosa farci. Guidare senza meta verso viali alberati, puoi camminare solo sulle spiagge immense, salire su grattacielo, toccare il 2000 e vedere il deserto appena fuori città. Tu che invece stai lì nel freddo di Milano, vedo immagini d'oltreoceano che ritornano nella mia mente, e più passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più, e più passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più. Partire per tornare non è certo andar via, se tu mi dici torna io ritornerò, per infilare inverni sotto il tuo pullover e riscaldarmi poi sfiorandoti la pelle, tu seduta che leggi un libro di Pavese, vedo immagini d'oltreoceano che ritornano nella mia mente, e più passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più, e più passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più. Na 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 na, che ti amo ancora di Enrico e regia, lo so che mi scrivi che sono sfocato, mi vedo anch'io nel monitor di ritorno sfocato, probabilmente questa giacchina che ha i brillantini stasera va in conflitto un po' con la telecamera, quindi amici a casa non è che sto diventando piano piano un fantasma, ci sono sempre, ogni tanto andiamo via, però poi schiaccio autofocus e dovrebbe tornare tutto alla normalità, ok? Poi anche se non mi vedono tanto bene, non è che tutto questo spettacolo, adesso sì che c'è uno spettacolo da vedere che si chiama Alessia
anche Luci, eccola qui. Buonasera. Ciao Enrico. Cosa fai? Dove vai? Ti ho messo il microfono storto. Scusa. Ecco. Ciao, buonasera cari amici a casa, buonasera a te. Oh, adesso sei di nuovo. No, adesso ok. Oh, che bello. Ma in realtà sembri un cartone animato quando mi sfoco? Sì. Mi sfoco. Sì, quando ti sfoco. Ti sei mai sfocata tu? Sì, sempre. 348 80 40 254 è il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste. Ma adesso, prima di andare a cantare, vai a leggere gli indizi del nostro giochino. Vai, leggili tu. Questa volta la leggili tu. Dito, cambio, comune, carta. Questi sono gli indizi che continuano a portarvi tutto d'altra parte. No, ma questa sera indovinano. Sera indovinano. Cos'è che hai aggiunto? Scarpa. O scarpe che sia. Ok, quindi o plurale o singolare. Sì, secondo me, sì. Buona questa fortuna. Sera. E adesso siete pronti a ballare con Juanita, perché arriva un medley di Giusy Ferreri. e nulla sopravviverà. Non ti
Finalmente sei riuscita a cantare novembre, Guarda, perché in un'altra tutti gli anni versione, ma è arrivata. tutti gli anni arriva ottobre, arriva il 20 ottobre e fa guarda che fra 10-15 giorni dopo puoi cantare novembre. Esatto. Questa Poi- sera l'hai fatta È così. andata bene, ma poi quest'anno non te l'avrei proposta. E cosa ha voluto il destino? Il destino ha voluto che arrivasse come richiesta. Esatto. E quindi la dedichiamo a chi l'ha richiesta. Certo. Sono le 20:28 precise, noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con la nuova canzone bellissima di Fiorella Mannoia dal titolo Eroi. Grazie di averla imparata, grande brano, e poi giocheremo, telefonate, messaggi, tante cose belle. Tante cose belle. E adesso andiamo a fare un po' di shopping. A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida la luna ma ama ancora, a chi si è sentito maestro un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con una speranza anche in mare aperto, che affronta da solo la propria battaglia con una spada di latta ed un elmo di carta, e si alza ogni giorno sapendo che il mondo forse è troppo difficile, ma li corre incontro. Chiamali come vuoi, io li chiamo soltanto eroi. Eroi di tutti i giorni che a pensarli mi innamoro, di ogni donna ed ogni uomo che ogni volta che li incontro se li canto mi commuovo. Eroi a modo loro, tu chiamali come vuoi, io li chiamo soltanto eroi. Eroi che non ricordi, senza medaglie, senza trono, che non si arrendono davanti a niente, sono eroi a modo loro. Per chi andarsene vuol dire non tornare, per chi aprire la sua casa a chi vuole entrare, per chi trova un diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo, a chi resiste che nei giorni più duri dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi, io li chiamo soltanto eroi. Eroi di tutti i giorni che a pensarli mi innamoro, di ogni donna ed ogni uomo che ogni volta che li incontro se li incanto mi commuovo. Eroi a modo loro, tu chiamali come vuoi, io li chiamo soltanto eroi. Eroi che non ricordi, senza medaglie, senza trono, che non si arrendono davanti a niente, sono eroi, sì, eroi a modo loro, eroi a modo loro. Guarda, ringraziamo tutte le forze dell'ordine. Ah sì. Polizia, Vigili del Fuoco, Esercito, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Finanza. Ringraziamo tutti perché in questi giorni, in questi mesi, in questi anni della nostra esistenza, credo che siano lavori molto difficili da portare Sempre a di casa. più. Lo stipendio non è mai adeguato a tutto ciò che giornalmente sì. fanno. E grazie per averla cantata e per aver trasmesso tutta l'emozione, perché È abbastanza. non importa di come a volte un brano viene cantato, importa cosa
ha trasmesso. Sicuramente. E hai trasmesso davvero tanto. Grazie Juanita. E adesso qua sopra di noi, sulla nostra cabeza, arrivano gli indizi. Prendi lo zaino, te lo passo io. Ti passo lo zainetto perché Grazie. apriamo le telefonate, regia. Allora gli indizi sono classe, dito, cambio, comune, carta e scarpa. Amici a casa, apro in questo momento le telefonate. Vediamo se c'è qualcuno che ha voglia, ha il piacere di chiacchierare un po' con Enrico Peiretti, qualcuno che vuole portarsi a casa lo zainetto. Arriva la prima telefonata. Pronto? Chi sei, da dove? Pronto? Problemino tecnico. Molto bene. Ok. Non c'è. Non c'è. C'è o non c'è? Non c'è. Piccolo problema tecnico. Vabbè, stasera Enrico c'è niente che va. Iniziamo Bene. alla grande questa settimana. Ok, sospendiamo lunedì un a attimo. Sospendiamo un attimo il discorso dello zaino. Chiedo scusa a chi ha telefonato. Nel frattempo qui si è spento tutto. Vabbè, può succedere. Andiamo a leggere un po' di messaggi. Henry, vai. Nel frattempo cerchiamo di capire anche Cosa è questo. successo? Vai, leggi tu, io cerco di. Sì. Buon inizio di settimana e sempre bella musica con te. Grazie. Chiunque tu sia, grazie di cuore. Il vero canto è la voce della coscienza, senza dubbio una voce che dice cose grandi, forse precisamente perché è una piccola voce. Saluti, Rotellini Carlo da Corio, il nostro Gigi, il Sì, nostro oramai Gigi è lui, Marzullo, il Eccomi Marzullo di Casa presente. Peiretti. Anche oggi buona settimana, lo dice Silvia da Montalciata. Ciao. Grazie Silvia, grazie. Ciao ragazzi, un saluto da Cuneo, Milla, bello. oh col gattino. Bellissima Sta entrando in questa foto. macchina quel gatto. Sì, lì Che che vuole bello. andare. Buona settimana, è sempre un piacere ascoltarvi, lo dice Dani da Alessandria. Ciao Dani. E noi ringraziamo Dani, buon inizio settimana. Alessia dal tuo amico Johnny da Torino. Ciao Johnny, ciao, un abbraccio. Ciao Johnny, grazie. La regia, ancora un paio di messaggi, poi proviamo a ripristinare la linea. Buonasera a tutta Casa Peiretti ed Enrico, bentornati questo inizio settimana a passarlo insieme a voi. Un'ora in compagnia da Andrea di Borgomanero. Presente sempre anche lui. Ciao Andrea, grazie. La settimana inizia con il sole. Grazie Enrico a Casa Peiretti. Un abbraccio da Fossina Germano addirittura. Ciao. Grazie. Ciao Alessia, ciao Enrico da Elena. Ciao Grazie. cara Elena. Grazie Elena, sempre presente. Proviamo regia, vediamo un po', riapriamo le telefonate, non so cosa sia successo prima, ma riapriamo le telefonate 378 40 80 506, vediamo se anche chi ha telefonato prima, che purtroppo non sono riuscito ad aprire la linea. Io sento Vediamo. ancora musica. Sì, adesso te la fermo. Grazie. Oh, proviamo, rispondi. Pronto, chi sei, da dove? Niente, io rispondo e va giù la linea. Vabbè, sospendiamo, cercheremo nella pubblicità. Facciamo così, lanciamo la pubblicità. Enrico prova a chiamarmi, Enrico Regia prova a chiamare il numero del gioco perché ci sono problemi. Pubblicità, noi torniamo subito, 2 minuti e mezzo. Risolviamo e torniamo. Chi ben comincia, È a mazza metà che dell'opera, settimana che ci aspetta. Vabbè, dai. Bentornati in questa terza parte di Casa Peiretti. Ricordo che domani sera qui con me Martina Richard. Bene. E poi mercoledì avremo Valentina, giovedì torna Amedeo Grillo e venerdì torna la zia Marta. Adesso glielo dico. La zia Martina. Sì. Allora, abbiamo dei problemi col telefono, quindi ritorneremo a giocare domani sera. Cercheremo di ripristinare la linea telefonica. Purtroppo rispondo al telefono ma non mi arriva nessun segnale nelle cuffie, quindi peccato. mi dispiace molto, amici a casa. Ma adesso tocca a te. Sì. Un'altra loro richiesta, Sì. Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio. Prima di partire per un nuovo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincero, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Prima di non essere da sola,
pensare se stai bene tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Non è facile però è tutto qui. Non è facile però è tutto qui. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti. E prima di prendere l'orgasmo, prova solo ad amarti. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Dai. Non è facile però è tutto qui. Non è facile però è tutto qui. Sì. Non è facile però è tutto qui. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Alessia Chelucci, grazie per averla cantata, grazie per averla richiesta, amici a casa. E adesso andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti, i messaggi arrivati fino a qui. Vai Enrico in regia. Ricordo per chi si fosse collegato soltanto adesso che il gioco ripartirà domani. Inizia una nuova settimana con il sottofondo delle canzoni Casaperetti e l'affascinante presenza della splendida Alessia. Grazie di aver esaudito la mia richiesta, Edo. Figurati Edo, grazie a te per averla richiesta. Grazie Edo. Ciao Enrico, potresti cantare qualche cosa di Ivan Graziani? Grande cantante poco considerato. Grazie Nando da Pinasca. Guarda, se riesco già domani sera. Voilà. Va bene? Domani volentieri, vediamo cosa succede. Uomini d'altri tempi, un bacione da Daniele Luca da Ceva, Fanghi Mundai. Wow, Fanghi buoni. Mundai, Bravissimi. Ciao Enrico e Alessia da Little Sergio, Eccolo ciao qua, amico mio. Ciao, che caro. Abbiamo passato un bellissimo sabato sera insieme. Nel frattempo Sì. salutiamo anche tutto Rosso Pachino all'ascolto. Grazie. Buon inizio settimana ragazzi. Avrei desiderato ascoltare il tuo brano Sipario. Un abbraccio Tino e Betta. Va bene, la mettiamo Si in può programma. fare. Sì, si può fare. Se non domani, dopodomani arriverà di sicuro. Anche con la febbre sempre sul 13. Guardarti mi fa sentire meglio. Bene. Come dicono le mani, metti sul 13, è vero? 1 e 3. Sei fantastico, la settimana con te comincia benissimo e continua ancora meglio. Un saluto da Giorgia, Marco e Graziella da Perosa. Ragazzi, siete fantastici, posso dirlo? Siete fantastici! Ciao Casapeiretti, un abbraccio a tutti voi e volevo salutare la mia mogliettina Michela con un bacio grande. Ti amo amore mio. Gianni da Torino, ma che caro. Ciao, grazie. Io voglio una foto di Michela e Gianni. sarebbe carino. Mentre si danno un bacino. Forze dell'ordine, che eleganza, bravissimi. Da Giovanna, dalla provincia di Vercelli. Grazie. È un brano che entra proprio dentro l'anima. Sì, poi lo rifaremo anche meglio, L'hai fatto benissimo. Ci penserò domani. Testo favoloso che rappresenta appieno l'uomo sfigato che viene allontanato da lei con le scuse più incredibili, tipo io non ti merito, oppure sono appena uscita da una storia, non voglio stare con nessuno, e poi la vedi il giorno dopo con il lattaio di Piazza Derna. Vita beffarda. Ciao Livio, spero che non sia autobiografico ciò che hai scritto, però grazie. Salutiamo anche il lattaio di Piazza Derma. Beato lui. Ciao Peretti, un saluto da noi Enrico e Caterina di Borgallo, di Riva Rossa, dai nostri campi. Ciao. E poi mio papà si lamenta quando deve tagliare l'erba che ha 4 lì aiuole ne qua frega. fuori. Lì ci sono chilometri e chilometri da tagliare. Bravi.
Buon inizio settimana amici, viva Casa Peiretti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao cari. Ciao Giovanni, ciao Silvia, grazie mille. Grande Enrico, bellissima apertura di puntata. Ciao Alessia, brava, e si inizia bene la settimana, molto bene direi. Roby75, post scritto: quando passa da te Amedeo mi fai cantare Oh surdate innamorate. Grazie mille, ma certo la mettiamo in programma giovedì, passa da me giovedì Amedeo, quindi ok? Complimenti Casa Peiretti, sempre bravi Luisa e Nicola. Grazie Luisa, grazie Nicola per il vostro messaggio e il vostro affetto. Marina di Specchiolla, sei mai stata a Marina di No, Specchiolla? non so C'è neanche uno di dov'è. quei mari a Marina di Specchiolla, guarda, ho pescato delle orate, delle trote. Ciao Casa Peiretti, ciao Enrico Peiretti, ciao Alessia Chelucci, buona serata da Antonio Primiceri di Rivalta. Voilà, ciao Antonio. ciao. Però là tutti si specchiollano. Vai, Va vai, bene, vai, vado, vai. ciao. Ciao a tutta Casa Peiretti, grazie Enrico per la bellissima canzone di Cocciante, un saluto anche ad Alessia. Alessandra da Savigliano, ciao Ciao, Alessandra, grazie. mi raccomando fai buon uso dello zainetto, grazie per la serata di sabato sera a Rosso Pacchino di Scalenghe, è stato un piacere conoscere di persona Alessia Chelucci, un abbraccio Massimo da Carmagnola. Grazie caro Massimo, altrettanto, tutta la tua famiglia, grazie. Tanti amici sono venuti a trovare, grazie. Ciao Enrico, un'altra settimana di belle canzoni e di buona musica, un saluto alla bravissima Alessia, un abbraccio da Massimo da Venaria. Ciao, Massimo. È circa 2 mesi che arriva questo micio piccolino, mangia e poi se ne va. Buona settimana, Lilli da Rorà. È bellissimo, è bellissimo. E tu continua a dare da mangiare al micio, Sicuro, perché conoscendola. vedrai che prima o poi te lo fai più amico ancora. Ci penserò domani, che storia d'amore, molto commovente. Bravo Enrico, l'hai proprio interpretata molto egregiamente, scusa. Come del resto sai fare sempre tu. Un forte abbraccio e un vero saluto da Ivo e Palmi di Varedo. Ciao Ivo, ciao Palmi, ciao Varedo e ancora grazie. Buona serata a tutti voi. Quando vedo questa trasmissione mi emoziono molto. Baci e abbracci, Chicca e Mary dalla Puglia. Ciao Chicca, ciao Mary, grazie. Viva la Puglia sempre. Unici, Paolo da Collegno, grazie. Belli, Poi lì grazie. siamo io e te, vedi? Vuoi fare il gatto o la volpe? No, è un cane. Ciao Enrico, ciao Alessia, bellissima e bravissima con le canzoni di Giusy Ferreri che mi piacciono tanto. Grazie mille Renata da Piscina. Ciao Renata, grazie. Grazie Renata. Ma le immagini Vai, dei se ti vigili guardo del devi andare tu, vai. fuoco che rimangono incastrati nella via, eroi a modo loro, grande Peiretti. Grazie, io sempre un immenso grazie a tutte le forze dell'ordine. Ciao Enrico, ciao Alessia. A novembre fa un po' freddo, pensa un po' a dicembre. Un sì. abbraccio forte da Amedeo, già. Io ho già freddo, sì. Pensate che sabato abbiamo finito la serata, Alessia era senza voce, infatti ho detto come farai? E invece hai visto, ho fatto i miracoli. Sì, miracoli. dai, più o meno. Ciao amici Casa Peiretti, ciao Alessia ed Enrico, volevo dirti che quando hai cantato Eroi, che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Brava Alessia, Enrico di Collegno, hai capito? Grazie caro, Hai grazie capito? mille. Era da Grazie. pelle d'oca, è stata da pelle d'oca. Ciao amici, ciao Enrico, ciao Alessia, buona serata. Se potete cantare una canzone di Eros, ciao da Cree. Va bene, la mettiamo in programma nelle prossime puntate. Ricordo che Casa Peiretti va sempre in onda, in diretta, dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì. Ciao Enrico, ciao Alessia, forza e coraggio che la settimana con voi è sempre piacevole. E di piccoli imprevisti non sono un problema, No. sempre bravissimi. Camelia, Alina e Massimo da Buttigliera d'Asti. Grazie Buttigliera, grazie Camelia, Alina e Massimo, grazie. Buon inizio settimana a Casa Peiretti, sempre insieme. Saluti a te Enrico ed Alessia, sempre stupende canzoni. Claudio di Dogliani. Salutiamo Claudio e tutta Dogliani all'ascolto, grazie. Assolutamente. Ciao ragazzi, ma Enrico hai preso la maglietta da Alessia? È lei che ti ha preso la giacca? Ciao e lei da ti ha Monia. preso la giacca perché questa giacca è un po' grande E questa però maglietta si è piccola. portano, si portano un Vuoi po' fare più cambio? grandi, se vuoi. Facciamo un cambio, dai. Ciao Monia, ciao Lino, grazie. Buonasera Casa Peiretti, buon inizio settimana. Campioni, Luciano di Brandizzo, Ciao. grazie. Campioni, the champion. Emozionante interpretazione di Eroi. Bravissima Alessia. Nello. ma troppo emozionante. No. No, va bene, No, grazie Nello, no, grazie. non è mai troppo emozionante. Ciao Enrico, ciao Alessia, bravi come sempre, mi tenete compagnia. Saluti da Giacomo di Castagnole. Ciao Giacomo. caro Giacomo, un bacio. Tanti ciao. baci a Giacomo. Ciao, ciao. Ciao Giacomino.
Sono le 20:53. Io direi di ricordare degli appuntamenti importanti. Quindi, come ho detto prima, domani sera qui con me Martina Richard. Ok. Poi mercoledì tornerà Valentina Branca. Ottimo. insieme a Roberto il chitarrista. Wow, sarete un trio allora. Giovedì arriva Amedeo che ha praticamente già la scaletta fatta. Tra Oh, quelle già. che gli hanno richiesto l'altra settimana e ho surdato innamorato Siamo a Amedeo posto. alla scaletta fatta. Venerdì tornerà qui a tenermi compagnia, a farmi le sue marachelle. Le marachelle, la zia Marta, perché non si dice marachelle, che mi hai Sì, guardato sì, così? sì. La zia Marta, no? Marachelle. Certo, sì. Ok. Grazie ad Alessia Chelucci, grazie per Enrico, essere stata grazie con me. a voi. Un grazie a Enrico in regia e vi diamo l'appuntamento a domani. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 alle 21:30, alle 4:15 di questa notte, di nuovo sul 13. Se avete il satellite la potete rivedere alle 22:30 sul canale 420 oppure 825 di Sky. Stasera ho dato i numeri, tanti numeri, Enrico regia. È andata così. L'importante è che riusciamo a ripristinare la linea telefonica. E visto che a casa sono lì che pensano, io questa sera ce l'avevo, andiamo a dare gli indizi, vabbè, chi se ne frega, sei sfocato, è il problema minore stasera, andiamo avanti. Ancora una volta gli indizi e poi salutiamo. Gli indizi per giocare domani sono classe, dito, cambio, comune, carta. Provateci amici a casa domani, ok? Per vincere lo zainetto, scarpe. Poi ho detto anche che è una cosa che la si può avere in casa e la si può avere fuori casa. È una cosa che è stata, se uno regala questa cosa fa anche bella figura, soprattutto a Natale. Proprio a Natale c'è proprio Di Natale, Totò Di Natale, che giocava nell'Udinese anni fa. Basta, va bene così. Grazie a tutti, buona serata. Ciao, buona serata. A domani. Ciao.